La Roma torna a vincere, il Cotton deve rispondere, finisce così la 13ª giornata di Serie A Lega Calcio 8 in campo al Centro Sportivo Empire c'è il Cotton Club contro lo Steaua 2005. Non hanno bisogno di presentazione ovviamente gli organici, le maglie sono quelle casalinghe per entrambe, il nero del Cotton, il rosso-blu per lo Steaua 2005. Leggiamo velocemente le formazioni dei ragazzi in campo, il Cotton Club in campo con il tradizionale numero 6, Blandino, Conti 23, Forcina 9, Innocenzi 44, Fabrizio Nolano 24, Santarelli in porta e Zamperini con il numero 1 Steaua 2005 che risponde con Cercez numero 10, Dumitru numero 7, Ionescu numero 11, Ionut Virgilio numero 1, Giai 6, 99 Maftei 16, Mocanu 9, Musat 16, Romi 21, Rotario 5 di Linca 8, Nicolai. Ragazzi in campo con il Cotton Club da sinistra verso destra, in possesso sembra del primo pallone della gara. Steaua ci indica il direttore di gara, siamo tutti quanti pronti, aspettiamo il fischio d'inizio. Palla allo Steaua, confermato. Steaua 3 punti, un'unica vittoria e ultimo posto, prima stagione ovviamente in A per lo Steaua 2005, quindi tutta esperienza come si suol dire. Vediamo se riuscirà a tenere testa ai pentacampioni della Lega del Cotton Club. Inizia palla indietro lo Steaua. Controllo lì sulla tre quarti di Cercez che allarga, pallone in alto, prontamente recuperato subito dai ragazzi del Cotton Club che si appoggiano al 32 che tocca largo per Blandino che prova ad andare sull'out di sinistra, viene fermato Blandino, attenzione alla carica lì davanti, lo stop, il pallone che passa, riconquistato da Innocenzi verso il centro, ci prova subito Nolano, tenuto pallone malamente in gioco da Ionut Virgilio, il pallone destinato a spegnersi fuori, primo tiro in porta al minuto e pochi secondi. Arriva adesso, termina ovviamente fuori Ionut Virgilio alla prima rimessa in gioco della gara. Lunghissimo il pallone del numero 1 dello Steaua 2005, il controllo e palla allargata, passa dai piedi di Musat all'azione offensiva delle maglie a righe, che adesso sono di nuovo a rimettere il pallone in gioco con Nicolaci verso il centro, stoppato il pallone da Conti, poi all'indietro verso Innocenzi e qui sotto di noi che tocca largo, possibilità per uno scatto in solitario, poi pallone messo al centro, non ci arriva il centravanti di 1 millimetro, aveva fatto tutto in solitario Mirko Forcina, non c'è fuori gioco, Ale. Pallone sul fondo, sentite gli incitamenti qui sotto di noi di mister Giuseppe Pucci, presidente. Qui male lo Steaua che regala quasi un pallone allo stesso Forcina, vediamo se il pallone rimane in gioco, eccolo qui, consegnato ad Innocenzi, sempre Innocenzi qui davanti a noi, all'indietro Merconti litiga un po' col pallone, poi serve Nolano, Conti lunghissimo, cerca e trova la sponda verso il centro, pallone toccato, c'è l'inserimento di Nolano che aspetta solo il pallone, non arriva verso il numero 24 e allora di nuovo Steaua, ovviamente pressing altissimo del Cotton Club che vuole iniziare in avanti e mettere la partita sui binari giusti per poi controllarla. Lo Steaua 2005 fa storicamente fatica ad andare a rete e a trovare la porta avversaria, dunque un gol per il Cotton Club rischia di mettere in partenza la partita nel modo migliore per i favoriti, possiamo dirlo, che per adesso si trovano sbilanciati. Attenzione al movimento verso il centro, il pallone arriva con un momento di ritardo destinato a Dumitru e allora Cotton che riparte qui davanti a noi coi piedi di Forcina, il fallo è arrivato, lo ha commesso Romi. Pallone velocemente rimesso in gioco, riesce ad arrivare dalle parti di sinistra, poi al centro Ionut Virgilio fa sua la sfera. C'era il movimento in percussione centrale delle maglie nere, ha anticipato bene il numero 1 dello Steaua 2005 che però adesso rilancia male e Zamperini e Conti, storica coppia centrale del Cotton Club, osserva sfilare senza alcuna difficoltà, vedete non prova neanche a fare movimento Ionut Musat,
sì, a lungo, spalla contro spalla, senza fallo. In avanti ancora lo Steaua che ha spazio, prova a fare movimento, resiste alla carica di Conti, la smanaccia in qualche modo Santarelli, poi di nuovo chiamato ad intervenire, prima parata dell'incontro, quarto minuto. Sempre tra i più pericolosi dei suoi Cercez. C'è Nolano lì, eccolo servito. Innocenzi. Conti. Innocenzi. Allarga in direzione di Blandino. Prova ad andare in uno contro uno Blandino, quasi ce la fa. Spazio per il destro, se lo va a trovare, il tiro è rimpallato. Pressing sempre alto, ma sembra essere capace di uscirne Dumitro, che infatti serve bene per Romy, che poi consegna il pallone al Cotton Club, quinto minuto. Nolano. Innocenzi. Conti. Prova l'imbeccata centrale, il tocco però non è efficace per Blandino, che è stato anticipato. Sempre arroccato dietro lo Steaua, c'è forse un fallo, torna di gran carriera Zamperini a riconquistare il pallone, alla fine regala il calcio d'angolo senza fallo. Corner per lo Steaua 2005, lascia palla Musat. Sesto minuto, pallone battuto corto all'indietro, attenzione a Cercez che addomestica, riesce a toccare all'indietro, poi piazza un mancino così, arriva la conclusione di Romy altissima. Rilancio più lontano che può Santarelli, ma fuori misura. Riprende un po' di fiato il Cotton, che in un paio di occasioni si è fatto cogliere un po' sbilanciato, ovviamente nulla di pericoloso per Santarelli. Attenzione, il pallone toccato per Blandino, buono il controllo, Blandino senza fallo è andato a sbattere contro la schiena del numero 16 in maglia rosso-blu, che adesso prova a liberarsi, ce la fa, cambia gioco, ma nessuno è andato a chiudere. Allora pallone sul fondo, rimessa per Santarelli. Forse un fallo qui sotto di noi, eccolo qui, segnalato, fallo commesso però da un inquieto Forcina. Gioco fermo, manovra come al solito mai frettolosa dello Steaua 2005. È rimasto anche giù un uomo in rosso-blu che adesso si alza, c'è Cercez alla battuta. Un solo uomo in barriera chiamato da Santarelli. Ecco Cercez. Va con il destro, è uno schema, gli viene restituito il pallone, va in anticipo su un avversario, poi Innocenzi la recupera, lancia in avanti Forcina che subisce fallo, gioco fermo. Il 9 è quello, arbitro, il 9 è quello che subisce falli, non Forcina. No, perché si scalda dopo 8 minuti la partita, cominciano sembra al contrario così, a reclamare qualcosa in più entrambe le squadre al momento dei falli concessi. Nulla di cattivo per quello che si è visto finora. In avanti il Cotton, il pallone prolungato in direzione di Forcina, allarga bene e spazza via lo Steaua 2005. C'è Zamperini alla rimessa in gioco del pallone, Blandino dall'altra parte, Nolano per lui. Servito Nolano che si rifugia dalle parti di Conti. Lunghissimo Conti, prova a cercare la sponda di testa del compagno, Dumitru non riesce ad allontanare, vediamo se tiene il pallone in gioco, non ce la fa Ionescu. Rimessa laterale per il Cotton Club che continua a premere anche a costo di sbilanciarsi. Nolano anticipato, pallone in calcio d'angolo. Chiamaglielo uomo, Ale, chiamaglielo uomo.
Ecco il pallone allo stacco di testa, lo stacco perfetto, veramente con la fronte il cross pennellato e l'1-0 del Cotton Club da calcio piazzato, 9° minuto, il vantaggio delle maglie nere. Barba, Barba, va a 200, vai a 200 per Dio, Mirko e Barba, mangiategli, 9° minuto, allora 1-0 il vantaggio del Cotton Club, tutto come da copione, il classico vantaggio nei minuti iniziali per la squadra in maglia nera, che adesso cercherà con ogni probabilità di trovare un raddoppio e chiudersi, a prendersi il fallo Nolano qui sotto di noi. Conti alla rimessa in gioco, stoppa il pallone, c'è Zamperini alla sua sinistra, vediamo se lo cerca, il pallone invece profondissimo, lo stop di Blandino, niente male, non riesce ad addomesticare il pallone però. Dumitru. Fallo fischiato qui sotto di noi. Nervi molto tesi da entrambe le parti. Pallone messo al centro senza nessun criterio. Santarelli lo osserva spegnersi alla sua destra. Invita alla calma e la concentrazione entrambe le panchine delle squadre in campo. Conti all'indietro Santarelli. Lunghissimo Santarelli a cercare Forcina. Reclama ancora un fallo, non gli viene concesso. Qui sotto di noi Innocenzi. Lo stesso Forcina prova ad andare via in gioco di prestigio, non c'è fallo ma l'azione prosegue. Attenzione perché il mancino, di nuovo lì Blandino ci pensa, addomestica il pallone, viene trattenuto, c'è forse un fallo, si prosegue. C'era stata forse una trattenuta ma non si lamentano più di tanto neanche i ragazzi del Cotton Club e allora tranquillità per la prima volta in una partita che dal punto di vista agonistico sta facendo vedere scintille. Pallone lunghissimo, controllato, Steaua in possesso lì con il suo numero 6 Giai. Innocenzi, Vela. Facciamo gol, Ale. Ma devi prendere un angolo, Ale. Conti. Forcina. Innocenzi. Conti. Nolano. Un po' lezioso qui, infatti Dumitru intuisce, porta via il pallone senza fallo. Brando, sali Mirko, sali Mirko. Pallone consegnato malamente a Nolano che lo restituisce a sua volta a Forcina sulla sinistra, cespica un po' sulla sfera il numero 9 al momento di calciare. E allora Ionut Virgilio la fa sua. Minuto 12. Non molte occasioni, ma quello che si è visto è bastato per il Cotton Club a sbloccare la gara. Battuto in solitaria come al solito Cercez, poi trova lo scambio, non si chiude il triangolo, non era male l'idea provata dal numero 10 sui piedi del compagno, la rimessa in laterale. Conti. Lunghissimo Conti, il controllo di Forcina con il fallo commesso dallo stesso numero 9 del Cotton Club, gioco fermo e calcio di punizione per lo Steaua 2005. Musat, Innocenzi. Sali Andrea. Pallone è finito in rimessa laterale, dunque sale il Cotton a fare densità nella tre quarti dello Steaua. Pallone spedito dalle parti di Mosut che riesce ad allungare con il tacco. Attenzione perché è arrivato di gran carriera, quasi ad inserirsi, ce la fa infatti il numero 11 che poi non ne ha più per concludere. Bel inserimento di Ionescu, il mancino. Non è andato ad impensierire Santarelli, ma si salva qui il Cotton, poi recupera il pallone Nolano senza fallo, forse una mano in faccia, non c'è nulla, allora Nolano cambia gioco in direzione di Forcina, vediamo se a domestica non ce la fa, il numero 9, palla sul fondo.
Tilinca lunghissimo. Santarelli fa sul pallone, serve Conti, attenzione perché è arrivato a chiudere Dumitru, il pallone arriva qui sotto dalle parti di Innocenzi, va via da solo Innocenzi, si libera dello stesso Dumitru, bellissima la giocata, poi per il compagno si tratta di Forcina, vediamo cosa riesce ad imbastire il numero 9, pallone allontanato, c'è sempre Innocenzi ad addomesticare, ci mette poi il piede Romi, sempre in gioco, la sfera alla fine controllata, può uscire lo Steaua 2005, poche conclusioni, portieri finora poco più che spettatori, azioni che si spengono il più delle volte prima di arrivare effettivamente a centrare la porta. Nel frattempo è stato chiamato un time out, ci fermiamo anche noi al 14° minuto. Rieccoci in gioco con il pallone toccato sui piedi di Nolano, chiamato come al solito a gestire ogni manovra il numero 24, playmaker del Cotton. Nel frattempo un lancio direttamente sui guanti di Ionut Virgilio, c'è un fallo fischiato per lo Steaua 2005, pallone che torna da Ionut Virgilio. Eccoci qui, pronti a ripartire al minuto del 15°, 10 al termine del primo tempo, 1-0. Prendilo! Pallone restituito però di nuovo a Blandino che addomestica, poi scambia, c'è possibilità con il tacco, di nuovo il numero 6 servito, va a concludere, questa volta ci deve mettere le ginocchia Ionut Virgilio. Qualche difficoltà ad uscire per lo Steaua che adesso ci prova. Pallone dalle parti di Romi che allarga poi su Dumitru. Va in 1 contro 1 con Blandino che ha cambiato fascia. Pallone finisce dalle parti di Cercez, va via benissimo. Il numero 10 ci pensa, poi invece di concludere cerca un filtrante difficile per il numero 9 Musat. E allora la rimessa è affidata a Santarelli che, eccezione fatta per una parata nei primi minuti, ha veramente avuto poche occasioni di mettersi in luce. La difficoltà dello Steaua 2005 nell'andare a concludere ormai è quasi patologica. Giunti come siamo alla 13ª giornata, fase quasi finale della regular season di Serie A. Il pallone andrà rimesso in gioco da Dumitru Jai. Cercez poi per Jai. Controllo in spalla contro spalla di Rotaru. Rimessa laterale dopo un po' di confusione affidata al Cotton Club. Momento un po' di stallo, Zamperini con il petto Nolano. Conti. C'è Innocenzi dall'altra parte che è una prateria, Conti cerca invece il lancio centrale per Forcina che si lascia un po' cadere. Scuote la testa al direttore di gara, non c'è fallo. Con Forcina che un po' si lamenta. Romi ha provato a cogliere fuori dallo specchio Santarelli, Conti, Nolano, profondità, buono il filtrante di Nolano, ma altrettanto buona la lettura lì sulla destra del ragazzo in maglia rosso-blu. Il cambio di gioco, lo stesso Nolano recupera il pallone, poi con qualche difficoltà finisce sulla 3/4 dello Steaua che conclude, sfera che rimbalza addosso a Musat che finisce giù senza reclamare un fallo. Il controllo fallito del numero 9, la rimessa dal fondo per Santarelli. Lunghissimo Santarelli, Forcina riesce a stoppare bene questa volta, ma anche a concludere, palla decisamente fuori misura che non preoccupa Ionut Virgilio. 7 minuti al termine del primo tempo. Pallone lunghissimo dalle parti di Conti che stoppa bene, con la testa serve Nolano. Blandino sull'out di sinistra, Blandino prova ad andare via a 3, si allunga troppo il pallone che gli rimbalza anche addosso e la rimessa laterale per lo Steaua 2005, va Tilinca a rimettere in gioco la sfera. Ancora qualche battibecco in campo, pur dall'area bonaria.
Pallone finalmente rimesso in gioco con lo Steaua che quasi consegna palla a Forcina. Poi Romi è chiamato a togliere le castagne dal fuoco, il sinistro buono da allargare. Pallone controllato, poi Nolano si inserisce bene, di nuovo il numero 24 che allarga verso lo stesso Forcina. Vediamo lo stop, prova ad andare via, subisce fallo, calcio di punizione. Stai zitto. Oh, dove sta zitti, Fabrizio. Ancora qualche battibecco rivolto al direttore di gara. Questa volta c'erano pochi dubbi, allora si affolla di maglie nere l'area difesa da Ionut Virgilio. Rimane soltanto Santarelli dalla tre quarti in su dello Steaua 2005. A battere ci sono Nolano e Conti. Tutti gli altri dentro l'area, ad eccezione di Innocenzi che aspetta fuori, forse ad approfittare di una eventuale ribattuta. Arbitro, faccio giocare però, Arbitro, non c'è distanza, Non c'è distanza, arbitro. Siamo ormai al 21esimo minuto, si è perso decisamente troppo tempo per questa battuta. Vediamo, va Nolano, il pallone buca alle mani di Ionut Virgilio, sfortunato, aveva letto bene, ci ha messo i guantoni, ma è arrivato comunque il gol del 2-0 del Cotton Club tra le proteste dello Steaua 2005. Il gol lo ha segnato il numero 24 Fabrizio Nolano. Ancora un po' di tensione, a quanto pare il calcio di punizione veniva chiesto un po' più a destra. Nel frattempo c'è stato il fallo qui a palla lontana di Nolano, che ha colpito in pieno Cercez e rimane a sincerarsi delle condizioni. Non si placa Romi, qui non va giù. Quel calcio di punizione forse un po' troppo centrato rispetto alla porta di Ionut Virgilio, rispetto a quanto non fosse stato il fallo. Poi ci sarà modo ovviamente di rivederlo. Viene chiamato un time out dello Steaua in questo momento. A 3 minuti dal termine della gara ci fermiamo di nuovo. E finalmente rieccoci dopo il time out. Sembrano essersi calmati gli spiriti. Attenzione perché Santarelli esce così, poi in 2 tempi riesce a tenere il pallone, piglia anche una mezza botta, nulla di grave. Sfera rilanciata verso Zamperini che prova l'inserimento, il controllo con il tacco, poi Nolano ad allargare per Blandino che va via. Blandino vede Forcina, poi invece allarga molto bene in direzione di Innocenzi. Altrettanto buona la lettura di Ene Romi. Rimessa laterale qui sotto di noi per il Cotton Club. Mancano poco meno di 3 minuti al termine di un primo tempo non bellissimo, ma che vede comunque il Cotton Club avanti per 2-0. Palla lunghissima centrale verso Nolano che si era inserito. Tenta spesso questa giocata a Conti, lanciare il pallone al centro dell'area di Ionut Virgilio per i tagli di Forcina o di Blandino. Pronti al corner, pallone soltanto spizzato, poi Ionut Virgilio la fa sua e lancia lunghissimo con il destro in direzione di Musat, anticipato dal solito impeccabile e invalicabile Zamperini. Nolano, Zamperini, Conti, c'è Innocenzi dall'altra parte. Conti come al solito va centrale a cercare Forcina, gli passa davanti Ionut Virgilio, il pallone è sul fondo. E minuti 2 al termine del primo tempo. Malamente controllata la sfera da Giai, rimessa laterale, sempre Zamperini. Lascia andare il cronometro Conti, poi cerca il controllo e la sponda lì davanti. Male stavolta il Cotton Club
che ha decisamente la partita su binari favorevoli. Si tratta soltanto di controllare, non esporsi, ma in questo momento ci prova lo Steaua. In avanti il pallone sempre sui piedi di Cercez, sempre come al solito il più pericoloso dei rossoblù, non supportato da un comunque piuttosto mobile Yonut Musat. Non c'è stato fallo nel frattempo. Mica sono pitturati gli uomini, se gli andiamo a me la pieno loro, Mirko, Alza sto ritmo, dai. Forcina salta a 2 metri, Forcina per tenere il pallone, alla fine manda a riposo il direttore di gara. 2-0 Cotton Club, ci fermiamo anche noi un paio di minuti. Rieccoci sul tiro di Conti che colpisce lo stinco dell'unico uomo davanti a lui. Altri 25 minuti per provarci per lo Steaua, che pur giocando con una certa foga non è riuscito a impensierire più di tanto la difesa del Cotton Club, che si porta invece in avanti con il sinistro. Yonut Virgilio allarga le mani, anche il Cotton Club non ha brillato forse dal punto di vista offensivo, ma senz'altro in questo secondo tempo vedremo squadre più aperte. C'è stato un fallo in attacco fischiato a Rotario. Conti tocca per Zamperini. Conti, Forcina, va via Forcino, lo aiuta nel rimpallo, poi lo torna a chiudere Dumitru, sempre tra i migliori dei suoi o quasi il numero 7 Innocenzi. Stoppa, pensa anche a concludere, schianta il pallone sulla schiena di Romi, rimessa laterale per il Cotton Club. Innocenzi per lo stop al centro, poi di nuovo Innocenzi non ci pensa troppo, lancia il pallone centralmente. Vedete nel frattempo Zamperini, Innocenzi, male Innocenzi, frettoloso anche stavolta. Buona comunque nel complesso la partita del numero 44. Innocenzi riconquista il pallone aiutato dal rimpallo, tocca all'indietro, buono il controllo, vediamo se arriva a chiudere, ce la fa, il pallone resta comunque in gioco. Attenzione a Zamperini che anticipa tutti, poi Blandino manda a vuoto con il mancino Blandino, palla fuori. Più lontano che può Yonut Virgilio. Lo stop di Conti a questa fase non ce la fa ad uscire dalla propria metà campo lo Steaua. Pallone in avanti, bella la scivolata, fischiato un fallo però evidentemente giudicata pericolosa quella di Romi. Calcio di punizione. Bravo Cristian, bravo Zampi, dammi un po' di porco chiudere. Bravo Inno. Reclamano ancora lo spostamento di un pallone, ragazzi, dello Steaua 2005. Il minuto è il quarto del secondo tempo e a battere andranno Forcina o Conti. Vediamo chi proverà a piegare i guantoni di Yonut Virgilio. Va Forcina con la punta, colpisce, ci sembra Romi, posto lì davanti alla linea di Yonut Virgilio. Così la conclusione non altrettanto buona rispetto a quella che in finale di primo tempo aveva raddoppiato per il Cotton Club. Vediamo se riesce finalmente ad uscire lo Steaua. Controllo, si è inserito Cercez, il cambio di gioco in direzione di Giai, sotto di noi, a spazio Giai, prova ad andare, serve invece Dumitru. Gioca un po' sul pallone Dumitru, cerca la sponda di Cercez, la trova con il tacco verso il centro per Mosut, poi di nuovo Cercez riconquista palla, cerca di allargare, si riparte da Romi, lungo Romi, Dumitru, sponda così per Rotario e alla fine il Cotton Club se ne esce bene con Zamperini che raccoglie palla
allarga verso Forcina che tiene bene il pallone in gioco, c'è l'inserimento di Nolano davanti a lui, prova ad andare con un secondo di ritardo, si prende la rimessa laterale Forcina. Innocenzi. Pallone verso Zamperini. Steaua che esce bene sui piedi di Tilinka, lunghissimo a sorprendere Santarelli. Cerchiamo l'esterno, c'ha un passo più lui, ma aspettiamo. Vieni. Adesso no. Zamperini, quinto minuto, secondo tempo sulla falsariga del primo. Prova a farsi largo lo Steaua sui piedi di Dumitru, c'è Cercez che raccoglie palla davanti a lui. Verso il centro, il tiro per Giai, raddoppiato, poi Conti un po' lezioso, prova ad allargare qui sotto di noi, riconquista infatti palla il neoentrato numero 3 in maglia rosso-blu. Non l'hanno a chiudere su Cercez, quasi gli va via il numero 10, poi Dumitru. Due uomini davanti per il numero 7, tocca per Tilinka, ci pensa con il mancino, Tilinka arriva, pallone che incrocia e Santarelli intuisce, il pallone che sfila alla sinistra. No, è nera. Conti, centrale, cerca e trova la sponda di Forcina, non altrettanto efficace per Nolano. Tilinka verso Giai, bello stop di Giai ma prontamente anticipato. Blandino, Zamperini. Prova ad andare in avanti Cercez, provato un filtrante con il mancino con Santarelli che battezza il pallone fuori senza difficoltà. Poche conclusioni, lo ribadiamo da una parte e dall'altra. Avidi di tiri in porta e giocatori in campo che si spingono a volte fin nell'area piccola del portiere avversario prima di provare a concludere. Forcina nel frattempo quasi riesce a liberarsi, poi Tilinka spazza via rischiando di rompere il naso a un compagno. C'è Blandino lì, servito. Ecco Blandino, rientra puntualmente sul destro, fa in spalla contro spalla, cerca spazio in direzione di Innocenzi, poi si affida a Conti centrale, anticipato il suo passaggio. Nolano, Zamperini, litiga con Cercez, Zamperini, poi riesce perfettamente ad affidarsi a Santarelli che a sua volta lancia Conti per Nolano, stop così per Nolano. Zamperini verso Conti. Lungo Conti, stop così, poi senza tanti complimenti Ionescu lancia il più lontano possibile il pallone, il minuto e l'8° del secondo tempo. Forcina, stop, pallone che si invola, Ionescu lo guarda spegnersi sull'out di sinistra. Zamperini riconsegna. Forcina lascia il pallone che rimbalza poi sulle ginocchia di Tilinka. Dumitru, c'è Innocenzi a chiuderlo, quasi gli porta via palla, poi torna Romi a servire lo stesso numero 7, c'è Cercez, eccolo servito, Blandino su di lui. Cercez centrale, Innocenzi legge perfettamente, poi Conti tocca Nolano all'indietro. Pallone portato fuori da Forcina. C'è forse un fallo qui, puntualmente fischiato a Zamperini. La palla, Blando. La palla, Blando.
Tilinka sembra intenzionato ad andare con il sinistro. Minuto 10 del secondo tempo, si è visto ancora poco o niente in questa ripresa di Cotton Club Steaua 2005. Il sinistro arriva adesso di Tilinka, arriva quasi dalle parti di Santarelli, poi c'è un contrasto giudicato irregolare. Gioco che si ferma, pallone lanciato in direzione di Forcina, viene strattonato, resiste Forcina. Poi prova anche a concludere, non era male il tiro, certo c'erano due uomini laterali che potevano essere serviti, prova ad andare da solo Forcina, pallone che termina sul fondo, Ionut Virgilio ancora per la possibile ripartenza dello Steaua 2005. Nolano, male il controllo di Forcina, Innocenzi, Ionut Virgilio, Santarelli ovviamente, scusate, Zamperini, Santarelli, c'è Conti che chiama palla, lunghissimo Santarelli, buono lo stop con il petto, arriva Innocenzi ad aiutare ma ha sbilanciato tutti quanti Dumitru, poi riesce comunque ad uscirsene il Cotton. Nolano, pallone lunghissimo e Ionut Virgilio lo fa sua. Momento non certo fine della gara, con la sfera che viene lanciata più lontano possibile. Attenzione perché il pallone riesce comunque a passare in avanti sulla destra, la conclusione così così, Ionut Virgilio poi la stoppa finalmente in due tempi. Pallone di Cercez, riesce quasi a passare, poi Zamperini sbilanciato, calcio di punizione, braccia allargate per lo Steaua 2005, 12° minuto, gioco ancora fermo. Pallone lunghissimo, Ionut Virgilio lo fa suo. Cerca spazio il numero 1 in maglia viola e consegna l'ennesimo pallone a Zamperini e ci fermiamo anche noi per un minuto, il minuto 12° del secondo tempo. Eccoci qui per gli ultimi 12 minuti e mezzo di partita, ultimo quarto, attenzione perché Blandino è stato servito subito in velocità, prova a mettere il destro a sorprendere Ionut Virgilio, il pallone è fuori, bella incursione del numero 6. Ionut Virgilio trova Giai, spazio per Giai che vince anche un rimpallo. Cercez, c'è Nolano su di lui, due uomini addosso a Cercez, si prende il fallo, gioco fermo. Non mi aprite! Fabrizio, non ti aprire! Calcio di punizione dunque con Tilinka che sembra intenzionato ad andare con il sinistro, lascia invece il pallone al compagno che va a sua volta, impatta sulla barriera, poi di nuovo conclusione, di nuovo addosso a Innocenzi, vediamo se la tiene in gioco il Cotton Club, se ce la fa, attenzione a Forcina che è lì al braccio alzato a reclamare il pallone. Se lo sono trascinato fuori e allora la rimessa laterale per lo Steaua 2005. Tilinka, Cercez, è partito Ionescu, viene quasi servito fortunosamente da un rimpallo, poi è il Cotton ad andare in avanti con Blandino, Forcina restituisce di nuovo a Blandino, vediamo se riesce ad allontanare Giai, sì ce la fa, c'è sempre Forcina in due addosso a Tilinka. Pallone stoppato con qualche difficoltà da Rotario e infatti rimessa laterale Zamperini. Conti
però mandare a vuoto l'avversario, esterno lì sulla destra. Attenzione perché c'era Forcina lì da solo al centro, esce in maniera farraginosa ma efficace lo Steaua 2005, si prende anche il calcio di punizione. Siamo al quarto d'ora del secondo tempo, c'è il movimento di Jai qui davanti a noi, vediamo se viene servito. Eccolo qui, male però il tocco di Tilinka con Forcina. In mezzo a due Forcina riesce comunque a far arrivare il pallone a Blandino, poi Nolano, ecco Blandino servito, è un match point questo per Blandino che infatti con il destro spiazza Ionut Virgilio e segna il 3-0 del Cotton Club al quarto d'ora del secondo tempo. Il gol lo trova Federico Blandino. E a questo punto è tutto in ghiaccio per il Cotton Club. C'erano state le indicazioni di Giuseppe Pucci qui sotto di noi per giocare di più sul numero 6, il più ispirato dei tre lì davanti per il Cotton Club, che infatti appena si è trovato solo, imbeccato neanche a dirlo da Nolano, ha avuto l'opportunità giusta per chiudere di fatti la gara, perché a 9 minuti dal termine, per quello che si è visto finora, Santarelli non rischia nulla. Tilinka Innocenzi anticipa molto bene in velocità Romi. Innocenzi in avanti, attenzione perché c'è Forcina da solo che questa volta reclama il pallone, eccolo servito, Forcina incespica malamente a porta spalancata e si dispera al numero 9, di nuovo occasione per chiuderla ancora il Cotton Club. Zamperini in alto a gamba spalancata ed efficace il numero 21, di nuovo Zamperini chiamato a lanciare il più lontano possibile, ci pensa Nolano, poi Blandino, poi Conti, si dispera Ionesco qui sotto di noi. Cercez ha riconquistato palla, c'è Blandino a chiudere il numero 10 che invece va da solo con il sinistro. Innocenzi rischia il fallo, Innocenzi, il pallone è per il Cotton Club. Pallone riconquistato, attenzione, si allarga il tiro, diventa una specie di cross dove non ci sta nessuno. Il pallone era ovviamente deviato, si sgolano dalle panchine, cosa bizzarra dato che manca poco, il risultato è apparentemente scritto. Pallone verso il centro, Forcina, c'è Nolano al centro. Fa movimento il numero 24, Forcina prova ad andare invece da solo, rimane fermo Zamperini ad osservare l'azione del numero 9, deviato il tiro, diventava pericoloso per Ionut Virgilio che ha dovuto involarsi a togliere la sfera da sotto la traversa. Eccoci allora ancora al corner per il Cotton Club, il pallone era diretto a Zamperini, può andare via lo Steaua, subisce fallo Innocenzi, sanzionato puntualmente dal direttore di gara, si rialza Innocenzi. Perché non ha appassionato più il destro. Largo il pallone prolungato in direzione di Forcina, lungo verso Mosut che contrasta con Innocenzi. Rimessa assegnata al Cotton Club, 6 minuti al termine della gara, 3-0 per le maglie nere. Tilinka alza un mezzo campanile. Ionescu quasi anticipato da Forcina, poi c'è Nolano di nuovo a premere. C'è stato forse un colpo di testa Galeotto da parte di Conti, effettivamente un impatto si è sentito, evidentemente non è stato giudicato irregolare dal direttore di gara. La rimessa è allora laterale.
per il Cotton Club. Conti lancia più lontano che può, vediamo se riesce a chiudere lo Steaua. Così, c'è Forcina solo, eccolo servito, si muove Blandino dall'altra parte, ovviamente non può vederlo Forcina, che va molto bene a mandare a vuoto gli avversari. Poi si affida di nuovo a Conti che spazza lontanissimo in direzione dello stesso Blandino. Bello lo stop di Blandino, c'è movimento al centro, un rimpallo favorisce ancora il numero 6, il tocco verso Zamperini. Legge bene l'azione il terzino sinistro dello Steaua 2005, calcio d'angolo per il Cotton Club a 5 minuti dal termine. Ecco il pallone al centro, Ionut Virgilio era arrivato quasi a togliere la sfera dalla testa del numero 32 che disturbato ha depositato il pallone in alto. Attenzione a Santarelli che legge tranquillamente l'azione, la sfera era destinata a Alexander Rotariu. 4 minuti, termine di una gara non magari entusiasmante, ma almeno per una squadra in campo sicuramente efficace dal punto di vista della classifica. In questo momento il Cotton Club che ha commesso fallo, pallone che finisce il parcheggio dietro di noi senza danneggiare niente fortunatamente. Cotton Club che dicevamo è a 30 punti e di nuovo in parità con la Roma Green Club al termine di questa 13ª giornata. Vigile nostre, non giocano a casa loro. Pronti per questo finale di gara, era sparito il pallone per qualche minuto Innocenzi. Conti, Zamperini, c'è Blandino, va dall'altra parte Conti, lo legge bene ancora il numero 3 in maglia rosso-blu, Nolano, provano ad andare via Rotario, Nolano, si prende anche il fallo, calcio di punizione. Conti, subito fallo il numero 23, calcio di punizione qui sotto di noi, 2 minuti al termine della gara. Aspettiamo il lancio di Conti. Eccolo qui, il numero 23 va addirittura in porta per Ionut Virgilio che prova a nascondere quasi il pallone dagli implacabili avversari in nero che si apprestano a battere ancora un calcio d'angolo con Nolano. Battuto basso il pallone da Nolano, intercettato senza difficoltà da Dumitru che prova ad andare per il gol della bandiera dello Steaua, si invola al centro, attenzione perché c'è Mosut da solo, vediamo se impatta, eccolo qui il numero 9 che va, palla alta. Forse la più grande occasione della gara per lo Steaua 2005, arriva al minuto 24 del secondo tempo sul 3-0 con il numero 9 Ionut Musat che non riesce ad inquadrare, seppur disturbato, la porta di Santarelli. Vediamo se il Cotton proverà in queste ultime azioni ad arrotondare ancora di più il punteggio. C'è Blandino da solo dall'altra parte, arriva invece Forcina a raddoppiare la rimessa in gioco e ancora per lo Steaua 2005.
Innocenzi ha toccato il pallone fuori. Lunga la sfera verso Ionescu. Santarelli. Zamperini. Forse si prende un fallo Forcina, non viene sanzionato. Spalla contro spalla per Forcina, alla fine è rimessa laterale. Nolano per Conti. In avanti Conti verso Forcina, stop del numero 5, il tocco e il velo per nessuno. Fischietto in bocca per il direttore di gara, vediamo quanto ancora si giocherà. Pallone al centro, intercettato. Blandino. Controllo di Blandino che tocca per Conti, pensa di andare alla conclusione, lo fa infatti in due tempi, riesce a toccarla Ionut Mirgilo, si prosegue a giocare. Zamperini sotto di noi. Fischietto in bocca per il direttore di gara, questa volta sì, ultima azione della partita, pallone al centro intercettato, triplice fischio che ci sorprende in questo momento dopo un minuto di recupero sul 3-0 del Cotton Club che si libera dello Steaua 2005 in maniera netta, si va a prendere i 30 punti e il pareggio in classifica con la Roma Green Club.